Ciao tifosi del Napoli, lascia il tuo like sul video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle novità del nostro club del cuore. Andiamo al video. Serata da non dimenticare per Giovanni Di Lorenzo, autore di una doppietta e con la fascia di capitano al braccio, nella sfida di Nations League vinta dall'Italia 4-1 contro Israele. Di seguito le dichiarazioni al termine del match del capitano del Napoli, riportate dall'edizione online del Messaggero. Si diciamo che ci sono dei momenti difficili in una carriera di un calciatore e a me è capito lo scorso anno. Io conosco solo una strada che è quella del lavoro e in questa stagione sono partito bene sia con il Napoli che con la nazionale. La partita di stasera l'abbiamo fatta diventare facile. Lavoro con due grandissimi allenatori, Spalletti da più tempo, mentre con Conte in questi 3 mesi di lavoro stiamo facendo cose importanti dopo mesi difficili. In questo gruppo forse c'era da cambiare tutti quanti perché sono state fatte cose sbagliate. Ora sappiamo il sistema di gioco definitivo, con tanti centrocampisti e gente con qualità. Stiamo lavorando bene durante i ritiri, sono arrivati ragazzi giovani e stiamo bene. È stato un periodo difficile personale e di squadra, ma ora sto bene e anche il gruppo dopo l'Europeo non bello. Siamo sulla strada giusta. Per un difensore segnare è sempre bello e nel secondo gol ho concluso un'azione spettacolare. Sono contento e sono state 2 reti che hanno aiutato la squadra a vincere la partita. Serata emozionante. Portare la fascia di capitano è stato qualcosa di unico ed il tutto impreziosito dai 2 gol. Il mio è stato un percorso lungo, ma ora mi sto togliendo tante soddisfazioni. Dedico la serata alla mia famiglia, a mia moglie e alle mie 2 bambine, che sono sempre con me. Qual è la tua opinione? Cosa pensi della partita del nostro giocatore? Ti è piaciuto? Voglio sapere la tua opinione nei commenti. Lasciate un like al video e iscrivetevi al canale Forza Napoli.